Dopo 35 giorni senza vittoria e appena un punto nelle ultime 3 gare, il Milazzo si rialza nel momento più delicato, fermando e superando al Marco Salmeri, una delle grandi protagoniste del campionato. Il quotato Savoia, tra le candidate alla promozione in Serie C, decide un lampo di giunta nella ripresa che vale 3 punti d'oro per il prestigio e la fiducia ritrovata. Subito ritmi alti e Savoia in pressione. Vaccaro ci prova con il sinistro al volo ma spara alto. Poco dopo Meo la calcia dal limite, Quartarone blocca facilmente. Poi Rice cerca il piazzato sul secondo palo, il suo destro però non trova lo specchio della porta. Al 25esimo si accende la partita, tensione in campo, qualche scintilla, l'arbitro risolve tutto estraendo solo un giallo tra le proteste dei locali. Il Milazzo si vede al 29esimo con una rimessa di Franchina che trova la testa di Galesio, ma Giuliano c'è. Alla mezz'ora l'episodio che fa discutere, corso ferma Rice lanciato a campo aperto, il Savoia chiede il rosso, l'arbitro estrae solo il giallo tra le vibranti proteste. Nel finale di tempo ancora Savoia in avanti, Pisacane sfonda centralmente, calcia ma centralmente, Quartarone blocca. Nella ripresa però dopo 2 minuti arriva l'episodio che cambia tutto, quando Curiale fa da sponda per giunta che si coordina e lascia partire un sinistro di prima che diventa imparabile per Giuliano. 1-0 per il Milazzo, esplode il Salmeri, gol pesantissimo e gioia incontenibile per il centrocampista mamertino sommerso dall'abbraccio dei compagni. Una rete che vale 3 punti di prestigio per i rossoblù. Pochi minuti dopo il tecnico catalano concede Passarella, proprio a giunta al suo posto entra Currò. Il Savoia non ci sta e reagisce subito. Al 56esimo chiede il rigore per un contatto su Favetta, ma l'arbitro dice di no. Poco dopo Fiasco ci prova da fuori, senza fortuna. Il Milazzo non si chiude, prova a mettere il risultato al sicuro. La Spada lavora un pallone per Franchina che crossa in mezzo. Galesio conclude come può, ma alza troppo la mira. Finale acceso, il Savoia spinge, protesta ancora per un contatto su Umbaca, per il direttore di gara è solo calcio d'angolo. E l'ultimo sussulto, finisce così 3 punti d'oro per il Milazzo che sale a 42 e si unisce a Gelbison e Sambiase al 6° posto. Il Savoia resta in terza posizione e vede sfumare la possibilità di agganciare in vetta alla classifica l'Athletic Palermo.